Cerca ancora riscatto tra le mura amiche la Virtus Cagliari, reduce dalla sconfitta sul campo del Geas Sesto San Giovanni quest'oggi in casa contro Costa Masnaga. Un'occasione dunque per ritornare al successo. Claudio Cappelli, team manager della Virtus, l'imperativo è quello di ripartire soprattutto dai primi due quarti di Sesto San Giovanni, perché poi a quei due quarti appunto è susseguito una specie di tracollo, possiamo dire così. Sì, effettivamente anche con la partita del San Salvatore, Bolzano e l'ultima di Sesto teniamo bene due tempi, due quarti, poi abbiamo un po' fisico, un po' per situazioni falli. Chiaramente la panchina, come si diceva, come si sa, è corta e i cambi fanno fatica ad inserirsi, specie le nostre ragazze più giovani. La Virtus segna in media 48,3 punti, Costa Masnaga invece 74, è qui che andrà a decidersi la partita. E oggi la partita va a decidere nella difesa. Se oggi riusciamo a difendere forte, a limitare loro che ne hanno 3-4 veramente brave, tenerle sui 60 punti forse ci si può riuscire, insomma, data poi la difficoltà che abbiamo noi a far canestro, a segnare punti. Due sconfitte, una vittoria fino a questo momento. La tabella di marcia immagino fosse diversa a inizio stagione, quella che avevate immaginato. Beh, tutto sommato diciamo che lo scivolone grosso è stato con Selargio, con San Salvatore, perché poi Bolzano era una squadra per noi abbordabilissima, abbiamo vinto. Sabato scorso eravamo a Sesto San Giovanni, secondo reputo una delle squadre che lotterà fino alla fine per tornare in A1, quindi tutto sommato la tabella può essere rispettata. Ripeto, non mi aspettavo poi lo scivolone grosso con Selargio, questo no. Parliamo anche di Costa Masnaga, 4 ex sarde tra virgolette, ovvero giocatrici che hanno maturato esperienze anche su questo campo, una squadra che si è rinforzata molto, una squadra di primo livello che lotterà sicuramente per i playoff. Certo, loro sono secondo me fra le 5-6 squadre che per tutto il campionato saranno su in alto, in vetta. Le 4 hai detto bene, le 4 ex sarde, io conosco bene Giulia Rulli perché è stata una nostra giocatrice, ma pensiamo a Majorano, pensiamo a Visconti, tutte ragazze brave che hanno con esperienza di A1 e gente che con tanti punti nelle mani, e oggi è fondamentale difendere forte su di loro. Amici di Directa Sport, un cordiale saluto dal Pala Restivo di Cagliari, quarta giornata del campionato di Serie A2 femminile girone A, Virtus Cagliari contro Costa Masnaga. Virtus che arriva dalla sconfitta in casa del Geas, 62-43 il punteggio finale. Le ragazze di coach Iris Ferrazzoli hanno giocato un ottimo primo tempo, salvo poi cedere nella seconda parte della partita. Vittoria di prestigio invece nell'ultimo turno per Costa Masnaga, che ha regolato l'ex capolista Orvieto per 84-79 con 19 punti di Majorano e 15 di Baldelli. Partita che è iniziata, già stato realizzato il primo canestro a opera della Virtus. Qui prova la partenza lungo la linea di fondo Lavinia da Silva, fermata però dal fischio arbitrale per infrazione di passi. Piccola pausa del match, allora andiamo a riepilogare anche quelli che sono i quintetti in campo per Costa Masnaga. La numero 8 si tratta di Giulia Rulli, una delle ex di questa partita, con il numero 11 Baldelli, con il numero 5 Longoni, con il numero 33 Mascia Majorano e manca all'appello Carolina Sanchez con la canotta invece. Numero 17 per la Virtus. In campo ci sono Silvia Sarni, Elisa Templari, con il numero 9 Beatrice Mastio, quest'oggi in quintetto, con il numero 5 Chiara Rossi, la playmaker titolare della formazione bianco-blu, e a chiudere lo starting 5 schierato da coach Iris Ferrazzoli, la numero 1 Lavinia da Silva, che qui va a perdere un altro pallone. Tanti temi interessanti in questa partita, uno lo abbiamo già analizzato nel pregara con il team manager della Virtus Claudio Cappelli, quello relativo ai due attacchi. La Virtus che non segna tanto, 48,3 punti di media nelle prime 3 uscite stagionali, 74 punti di media invece vengono prodotti dall'attacco di Costa Masnaga, 84 in particolare nelle 2 partite vittoriose di questo campionato. Tante giocatrici con punte nelle mani a disposizione di coach Pirola. Intanto qui Silvia Sarni, costretta a rischiare un po' sulla pressione di 2 avversari, e prende la tripla dall'angolo. Elisa Templari la sbaglia. Elisa Templari, miglior marcatrice nelle fila della Virtus anche nell'ultima
partita in casa del Geas. Elisa Templari che però sta tirando male in questo campionato, pensate appena il 29% da 2 e il 20% da 3, sta tirando bene e come. Invece Lavinia da Silva, altro canestro stavolta direttamente dopo il recupero, 4-0, buono l'inizio di partita della Virtus che qui però si perde in difesa. Baldelli realizza con il comodo layup, mano destra Baldelli, giocatrice in canotta numero 11, classe 1989, una delle novità di questa stagione nelle fila di Costa Masnaga. Baldelli che arriva dopo lunghi trascorsi in A1 a Orvieto. Intanto pronto anche il primo cambio di questa partita, esce Mastio ed entra in campo con la canotta numero 3 Giulia Ridolfi. Rimessa eseguita ora Sarni in un angolo, riceve il pallone, un'occhiata dentro, il taglio backdoor però telefonato per Templari, non si capiscono le due giocatrici. Majorano qui vanifica tutto, recupero di palla da parte della stessa Giulia Ridolfi che poi si catapulta in contropiede, trovata in un angolo Lavinia da Silva e poi si torna fuori ancora da Giulia Ridolfi, accoppiata con Majorano, si va dentro poi da Sarni, prende il centro del pitturato Sarni, bello il giro sul perno, il tiro però è troppo corto, al rimbalzo Rulli sulla pressione furiosa di Lavinia da Silva, riesce a recuperare Majorano. Dall'altra parte l'ex Cuscaglieri prova a leggere la situazione, taglia Sanchez, non servita, Baldelli fa circolare fuori per Longoni, sale Rulli per il blocco, palla oltre la linea di fondo, l'ultimo tocco è stato di una giocatrice della Virtus e allora rimessa dal fondo in favore di Costa Masnaga. 4-2 il punteggio, 7-18 per chiudere il primo quarto al Pala Virtus di Cagliari. Fuori il tiro da 3 punti preso e mandato a segno da Valentina Baldelli, mette a posto molto bene i piedi Baldelli, mano morbida da 3, allora sorpasso Costa Masnaga sul 5-4 per la prima volta nel corso del match. La Virtus deve inseguire. Rossi fuori per Templari, ancora Templari, circola ancora la palla sul perimetro, finisce per terra Majorano, poi si va dentro da Silva che trova bene l'appoggio, segna, voleva anche un fallo che però non viene ravvisato dalla coppia arbitrale composta da Mauro Davide Barbieri di Roma e Dario Di Gennaro, anche lui di Roma. Qui c'è il fallo, gioco interrotto, fallo commesso da Giulia Ridolfi. Coach Ferrazzoli si alza in piedi a dare indicazioni, primo fallo per Ridolfi, rimessa dal lato che va a eseguire Giulia Rulli, il pallone poi fuori per Majorano, trovata dentro ancora Rulli, il tiro cadendo all'indietro, secondo ferro, bello il rimbalzo con energia da parte di Da Silva e parte allora la transizione della Virtus con Rossi, mano destra per Rossi, cerca di prendere posizione spalle a canestro Sarni, la palla in un angolo ora per Ridolfi che ha questo genere di tiro tra le sue caratteristiche, qui non riesce però ad andare a segno, è partito già il contropiede di Costa Masnaga che si affida a Majorano, fuori, bello il taglio di Baldelli, arresto e tiro, mano morbida ancora per Baldelli che trova bene l'equilibrio, canestro del 7-6 in favore di Costa Masnaga. Coach Ferrazzoli non è contenta della difesa delle sue ragazze, chiama time out quando mancano 6 minuti e 14 secondi al termine del primo quarto. Gioco al Pala Restivo di Cagliari, c'è un nuovo ingresso in campo nelle fila della Virtus con la canotta numero 4 Valentina Mura, prende posizione in cabina di regia, fuori dall'arco c'è ora Templari, cercata e trovata Sarni che ribalta il lato, ancora per Templari che stavolta va a segno, canestro di Templari da 3 punti, scossone per la Virtus che torna avanti di 2 lunghezze sul 9-7, cerca continuità nell'arco della partita coach Ferrazzoli. Intanto Majorano qui fermata dalla pressione ottima di Templari e poi anche Sarni si prodiga nella metacampo difensiva e riesce a propiziare questa palla persa per infrazione di passi da parte di Costa Masnaga. 9-7 come detto il punteggio, più 2 in favore della formazione cagliaritana. La pressione per Mura, cercata e trovata comunque dall'altra parte Templari, qui troppo in ritardo lo scarico per Ridolfi, contropiede 2 contro 1 vanificato dalla Virtus. Dall'altra parte Costa Masnaga con Longoni, cerca il pallone in post per Rulli, il tiro cadendo all'indietro è sbagliato, allora Ridolfi recupera il rimbalzo e porge il pallone all'indirizzo di Valentina Mura, chiamato lo schema, sale e riceve Elisa Templari, su di lei la difesa di Majorano, difende a zona, ora a fronte pari Costa Masnaga, tiro da 3 per Sarni, corto, ma la stessa Sarni recupera il rimbalzo, dimenticata
dalla difesa di Costa Masnaga, realizza Silvia Sarni. Buon parziale per la Virtus in uscita dal time out. 11-7 il punteggio per le padrone di casa e stavolta il time out lo deve chiamare coach Pirola. Rimessa dal fondo per Costa Masnaga, Longoni ha dato all'indirizzo di Baldelli. Baldelli porta il pallone in zona offensiva contro la pressione di Valentina Mura. Dall'altra parte poi Majorano, uno sguardo al centro per Majorano, sale fuori Carolina Sanchez. Uno dei temi più interessanti di questa partita la riguarda, ma ne parleremo più avanti. Qui Longoni con qualche difficoltà, arresto, passo e tiro eseguito molto bene. Allora esce bene dal time out Costa Masnaga, che trova subito il canestro del -2. 11-9, Valentina Mura fuori per Elisa Templari. Vorrebbe il pallone da Silva, che poi sale per il blocco. Templari a lavorare sul pick and roll, ignorato il taglio di Lavinia da Silva. Fischio arbitrale per sanzionare un fallo eseguito proprio da Carolina Sanchez, giocatrice argentina, che è andata così a spendere il primo fallo della sua partita. Cambio con Rulli, che lascia il campo a un'altra ex sarda, possiamo così chiamarla, l'ex Cus Visconti in canotta numero 13. Alessandra Visconti, il gioco che è ripreso con Ridolfi, che va a cercare in post Lavinia da Silva, va a prenderla proprio Visconti, molto fisica la sua difesa, bello però il passo d'incrocio di Lavinia da Silva, che non trova il canestro, non trova neanche il fallo che avrebbe voluto. Contropiede 3 contro 2 per Costa Masnaga, Longoni da 3, errore, buono qui il rimbalzo di Valentina Mura, che va a strappare via il pallone, riesce a mantenere il possesso la Virtus. Altri cambi, esce Longoni e fa il suo primo ingresso in questa partita con la canotta numero 12, Francesca Mistò, classe 1995. Intanto attacca la Virtus con Valentina Mura. Sarni, che nonostante la sua stazza in questa partita sta giocando molto lontano da canestro. Tiro qui piazzato, preso da Templari, lotta a rimbalzo Ridolfi, che per poco non riesce a conquistare il pallone. Parte il contropiede di Costa Masnaga con Baldelli, mano sinistra Baldelli, Mistò vuole il pallone in post, restituisce poi la sfera a Baldelli. Ancora lo scambio tra le due con Mistò, che trova un ottimo appoggio al vetro, canestro della parità al pala restivo. 11-11 quando mancano 3 minuti e 20 secondi al termine del primo quarto. Templari al centro per Sarni, qui difettosa la ricezione di Mura, non c'è il tocco della difesa secondo il duo arbitrale. Allora palla persa, un po' banale in questa circostanza per la formazione cagliaritana, che ora deve difendere dall'attacco di Costa Masnaga. Costa Masnaga, che dicevamo in precedenza fino a questo momento ha ottenuto 2 vittorie e una sola sconfitta contro Milano all'esordio, poi 2 successi in fila contro Castelnuovo Scrivia e Orvieto, entrambe le vittorie in cui la formazione lombarda ha saputo mettere in mostra un attacco molto prolifico. Ne abbiamo già parlato in precedenza. Qui buona la linea di fondo presa da Ridolfi, che si guadagna il fallo della difesa. Rimessa dal fondo per la Virtus Cagliari con Templari, che è già pronta a eseguire. Templari guarda fuori, vuole il pallone, lo ottiene Silvia Sarni. La partenza in palleggio di Sarni accoppiata con Sanchez, non la attacca dal palleggio, e poi un'altra palla persa con Sarni, che voleva dare il passaggio consegnato all'indirizzo di Mura. Non si sono capite bene le due, allora arriva un'altra palla persa banale per la Virtus quando mancano 2 minuti e 40 al termine del primo quarto. Costa Masnaga in attacco per il possibile vantaggio con Majorano, che tiene fermo però il pallone per lunghissimi secondi, un po' bloccato l'attacco della formazione lombarda. Ci deve pensare Carolina Sanchez dall'alto della sua classe, non trova però il canestro, sfortunata qui l'Argentina. Majorano, bella la partenza in palleggio, arresto e tiro molto ben eseguito, gran canestro qui da parte di Masha Majorano, canestro del +2 per Costa Masnaga. 13-11, Majorano, che è la seconda miglior marcatrice di Costa Masnaga fino a questo momento, con 15,7 punti di media. La migliore è Giulia Rulli a quota 16. Qui contropiede letale con Mistò, che va a realizzare con la mano sinistra. 15-11, strappo favorevole a Costa Masnaga qui, che si è portata dunque sul +4 contro la Virtus. Templari prova a portare un po' di ordine nell'attacco virtusino. Mura ha lo spazio per il tiro da 3, ne viene fuori però una tabellata, e allora
perde palla la Virtus, vanificato questo attacco dall'errore di Mura, che aveva lo spazio per il tiro da 3 punti. Intanto esce Sanchez, torna in campo, anzi fa il suo primo ingresso in questa partita la giocatrice in maglia numero 21, Angelica Tibè, classe 96, un passato per lei anche nelle fila di Biassono, sempre in Serie A2. Intanto Baldelli dal palleggio, il taglio di Visconti che riceve qui, prova il tiro direttamente sul servizio della compagna, fallo a rimbalzo con due giocatrici che si allacciano, in particolare Tibè è andata a commettere il fallo e si riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della Virtus che provvede a un altro cambio. Esce Sarni ed entra sul parquet Laura Pellegrini Bettoli con la canotta numero 23. Abbassa notevolmente il quintetto coach Ferrazzoli, Lavinia da Silva, l'unica lunga vera e propria, se vogliamo, in questo momento in campo per la formazione di casa. Qui fermata l'azione di Ridolfi, fermata fallosamente. Ancora una rimessa, stavolta dal lato per le cagliaritane, che andranno a eseguire con Lavinia da Silva, la giocatrice portoghese richiamata dall'arbitro. Serve poi Ridolfi, il passaggio decisamente pigro per Pellegrini Bettoli. Allora Majorano ne approfitta per andare a realizzare in contropiede il canestro che porta Costa Masnaga sul massimo vantaggio della partita, più 6, 17-11, difficoltà per la prima volta veramente in questa partita per la Virtus. Qui Templari si accontenta un po' del tiro da fuori e sbaglia ancora una volta. Allora vediamo se affonda il colpo Costa Masnaga con Mistò qui dal palleggio. Bello il gioco di 1 contro 1, muove però il perno al momento della virata, infrazione di passi e Virtus che può respirare dopo questo momento di difficoltà. Cambio ancora per coach Pirola che fa respirare Baldelli, tornerà sul parquet Longoni. 53 secondi soltanto al termine del primo quarto qui al Palarestivo. Ancora la pressione sulla regia di Valentina Mura. Pellegrini Bettoli, cercata poi Lavinia da Silva, 1 contro 1 contro Tibè, il giro sul perno, usa molto bene stavolta il fisico la giocatrice portoghese, classe 1988, riesce a guadagnare il fallo che la porterà in lunetta per 2 liberi a 40 secondi dal termine del primo quarto. Lavinia da Silva fino a questo momento doppia di media, 12 punti, 10 rimbalzi nelle prime 3 uscite stagionali. Qui va a segno con il primo libero. Arriva, lo ricordiamo, dal Sanga Milano, dove l'anno scorso ha chiuso con cifre simili, infatti 11 punti di media, 2 su 2, e cerca di ricucire la Virtus sul 13-17, ora meno 4. Sarni richiamata per un momento soltanto sul cubo dei cambi, viene rispedita in panchina dalla sua allenatrice che ha cambiato evidentemente idea a proposito del cambio che l'avrebbe di qui a poco riportata in campo. 30 secondi al termine del primo quarto, qui la pressione ottima di Pellegrini Bettoli induce alla palla persa, recupero Virtus con la giovanissima Laura Pellegrini Bettoli, classe 1998, con impatto in questo primo quarto. Valentina Mura dal palleggio prova a uscire dai blocchi, c'era forse anche un fallo su Templari, ancora Templari, pick and pop giocato con Lavinia da Silva che tenta la partenza lontano da canestro, tiene il contatto ma sbaglia. Allora l'ultimo attacco di questo primo quarto sarà appannaggio di Costa Masnaga, però è velocissima e va a realizzare con Mistò che tiene il contatto, fallo della difesa e ci sarà la possibilità del gioco da 3 punti dunque per la giocatrice in canotta numero 12 di Costa Masnaga che va a eseguire un altro cambio. Esce Majorano, torna in campo l'ex Virtus Giulia Rulli in canotta numero 8. Mistò intanto è pronta in lunetta, Francesca Mistò, classe 95. Sbaglia il libero aggiuntivo, Costa Masnaga riesce però a recuperare il rimbalzo, presente però Giulia Ridolfi, tutto il campo ad ampie falcate per poi lasciar partire un tiro con larghissimo anticipo. Non le avevano contato bene i secondi evidentemente le compagne in questa circostanza. Allora il primo quarto finisce qui, dopo i primi 10 minuti di gioco Costa Masnaga è avanti sulla Virtus Cagliari con il punteggio di 19-13.
-6 Virtus dopo i primi 10 minuti di gioco al pala restivo, 19-13, palla in mano per Costa Masnaga con Baldelli che cerca e trova Mistò accoppiata qui con Templari, attende lo smarcamento di Rulli che però non riesce a divincolarsi dalla guardia di Ridolfi. Buona qui la difesa da parte della Virtus che riesce a recuperare il pallone senza danni. Sarni, Templari, Mura, Pellegrini, Bettoli e Ridolfi in campo per la formazione cagliaritana. Visconti, Mistò, Longoni, Baldelli e Rulli invece per Costa Masnaga. Mura fuori per Templari, accoppiata qui con Baldelli, sportellate poi in punta con Visconti e Sarni protagoniste. Fallo di Alessandra Visconti, giocatrice in maglia numero 13, ex Cuscagliari, lo abbiamo già ricordato nel corso di questa telecronaca. Sarni a eseguire la rimessa. Consegnato ora il pallone, esce dai blocchi Pellegrini Bettoli che poi taglia dentro, riceve invece Valentina Mura qui accoppiata con Mistò. Lo scambio con Pellegrini Bettoli e poi l'1 contro 1 giocato ancora da Sarni che gira bene sul perno, sbaglia però la conclusione. Allora parte velocissima Costa Masnaga, tratti letale con il suo contropiede, qui però recupera bene la difesa della Virtus che cerca di trarre energia appunto dalla metacampo difensiva. Pallone letteralmente buttato qui con Baldelli che cercava Rulli che a sua volta voleva prendere posizione vicino a canestro, non è riuscito lo scambio tra le due, palla persa, altro cambio, esce Mura ed entra in campo Rossi nelle fila della Virtus. Avvicendamento dunque in posizione di playmaker per la squadra cagliaritana che ora va in attacco con Rossi, chiamato lo schema a pollice, va a prenderla Mistò. Il blocco a favorire lo smarcamento di Templari, poi il taglio di Rossi, il blocco di Sarni, creato lo spazio per il tiro in angolo di Rossi che prende però la penetrazione lungo la linea di fondo, va a segno con questa lacrima in corsa. Canestro del -4, Virtus 15-19 il punteggio e la Virtus sembra essere ritornata insomma pienamente in partita dopo quel parziale negativo che aveva fatto temere i tifosi del pala restivo. Qui errore dalla lunga distanza ma non riesce a correggere a rimbalzo Baldelli, allora riparte la Virtus con Templari dietro schiena, è sfortunata qui però Templari che perde il pallone. Mistò guarda Baldelli che è sola sotto canestro, recupera però in tempo utile Rossi che riesce a sporcare la linea di passaggio, rimessa dal fondo per Costa Masnaga. Altro cambio, esce Templari ed entra in campo Lavinia da Silva. Si alza nuovamente il quintetto della Virtus che ora ripropone la coppia di lunghe composta da appunto da Silva e Sarni, rimessa dal fondo qui con da Silva che ha cercato la stoppata su Visconti, fermata però fallosamente. E due liberi dunque per Alessandra Visconti, 10,7 punti di media fino a questo momento nel suo campionato. Qui col primo libero va a segno Visconti, un'occhiata anche alle statistiche con la Virtus che vede come miglior marcatrice fino a questo momento Lavinia da Silva, quota 6 punti, 7 invece Baldelli nelle fila di Costa Masnaga. 21-15 ora dopo il canestro di Visconti dalla lunetta, ancora pressione sulla portatrice di palla della Virtus e qui riesce a recuperare il pallone Costa Masnaga con Mistò che va dalle parti di Visconti, il piazzato dall'angolo, a segno ancora Alessandra Visconti, 23-15, Costa Masnaga che riprende con decisione la testa dell'incontro dopo quella fiammata della Virtus a inizio secondo quarto. Pellegrini Bettoli prova a sfidare Longoni, è costretta a fermarsi, blocca il palleggio forse un po' troppo presto, passaggio consegnato di Sarni per Chiara Rossi, ancora il blocco di Sarni, crea lo spazio per il tiro da 3 di Rossi, sarebbe stato un canestro importante qui, lotta a rimbalzo, Sarni non riesce però a recuperare la sfera, allora ancora un contropiede per Costa Masnaga, Baldelli arresto e tiro solo tabellone qui, Sarni riesce a strappare il pallone, vorrebbe provare a correre la Virtus che qui si affida a Pellegrini Bettoli, attende però l'arrivo delle compagne, la giovanissima cresciuta
nel settore giovanile della Virtus. Qui Baldelli allunga un braccio sul tentativo di passaggio di Pellegrini Bettoli, sanzionata con il fallo dalla coppia arbitrale. Cambio ancora nella Virtus, esce Ridolfi e torna in campo dopo un breve riposo Elisa Templari. Tutto pronto per l'esecuzione della rimessa dal lato in favore della Virtus Cagliari, con Lavinia da Silva che guarda lo smarcamento di Pellegrini Bettoli. Serve però poi Rossi, poi il taglio lungo, il pitturato della stessa da Silva. Trovata bene qui l'asse sul fronte lunghe, potremmo così dire, della Virtus tra Sarni e da Silva. Ottimo il pallone coi tempi giusti per il centro portoghese della Virtus. 2 liberi per lei, molto corto però il primo libero di Lavinia da Silva. 2 su 4 dal campo fino a questo momento per lei, e 2 su 4 anche ai liberi, con un fallo fatto nella sua partita. Si rimane sul 15-23 più 8 in favore di Costa Masnaga, che qui manda Visconti sotto canestro. Visconti che però non riesce a mantenere ferma la posizione del piede perno. Infrazione di passi per lei, e palla persa da Costa Masnaga. Momento della partita comunque favorevole alle lombarde. Cerca un nuovo scossone la formazione di casa, che cerca anche, direi, fluidità in zona d'attacco, fluidità che fino a questo momento c'è stata solamente a fasi alterne. Templari fuori per Rossi, sale Sarni per il blocco, tiene la difesa di Baldelli, tiro da 3 punti preso da Sarni, anche qui una tabellata, lotta a rimbalzo. Costa Masnaga che manda in contropiede Mistò, ancora Mistò costretta però ad arrestarsi dal recupero difensivo di Rossi. Si va poi da Rulli, c'è il tiro poi mandato a segno da Baldelli. Fischio arbitrale perché Visconti si è fatta male in precedenza. Intanto la Virtus ha subito il canestro del meno 10, 25-15, con l'arresto e tiro appunto di Baldelli, che arriva così a quota 9 punti segnati in questa partita. Problemi per Visconti, che è costretta a uscire e torna in campo con la canotta numero 17, Carolina Sanchez, che è stata compagna di squadra di Iris Ferrazzoli, tecnico della Virtus Cagliari nella stagione 99-2000. Stagione trionfale per entrambe, infatti in quell'anno Priolo vinse lo scudetto e grande protagonista fu l'asse argentino Ferrazzoli Sanchez. Una sorta di carrambata quest'oggi al pala restivo. È arrivata intanto un'altra palla persa per la Virtus, che continua a registrare difficoltà in zona d'attacco. Scadono qui gli 8 secondi per oltrepassare la metà campo, e poi Sarni va subito a spendere il fallo su Sanchez. Secondo fallo di questo secondo quarto per la formazione cagliaritana. È pronto un altro cambio nelle fila di Costa Masnaga. Torna in campo Mascia Maiorano, esce Baldelli. Si alza anche il quintetto di Costa Masnaga. L'ex Cuscagliari prende posto ora sul parquet. Rulli intanto ha servito Longoni che prova ad andare 1 contro 1 con Rossi, anzi si trattava di Chiara Rossi. Il suo tiro in reverse però non trova fortuna. La Virtus, che è sotto, lo ricordiamo, di 10 lunghezze, 25-15. Inizio di partita non semplice per la formazione cagliaritana, al contrario di quanto era successo una settimana fa a Sesto San Giovanni. Proseguono le difficoltà con questa palla persa da Valentina Mura per infrazione di passi. In panchina ancora in piedi a dare indicazioni coach Ferrazzoli. Ennesima palla persa dalla Virtus nel corso di questa partita. Virtus che non sta tirando bene neanche dal campo, 5 su 13 al momento da 2, 1 su 8 soltanto da 3. Tira invece con il 10 su 17 da 2, percentuali ben maggiori per Costa Masnaga. Sanchez fuori da 3 punti, non ci pensa 2 volte e manda a segno la tripla del più 13, 28-15 per Costa Masnaga, e che qui va a recuperare ancora il pallone con Maiorano fuori per Longoni in ritmo da 3 punti. Longoni, airball, Sanchez prova per un attimo a recuperare questo pallone, non ci riesce. Meno 13 Virtus, difficoltà davvero importanti a questo punto della partita. Prova a correre i ripari coach Ferrazzoli, che fa accomodare in panchina Mura,
in campo, è tornata Ridolfi nelle fila della Virtus. Ora Templari dal palleggio, Rossi non guarda nemmeno il canestro, aveva lo spazio per provare la conclusione. Ribaltato il lato per Templari, aggressiva però in difesa Costa Masnaga, si deve affrettare la Virtus, 3 secondi per il tiro. Rossi sulla pressione di Rulli, stoppata, recupera da Silva, ma scade il cronometro dei 24. Ancora problemi in attacco per la Virtus, sconsolata la panchina bianco-blu, scuote la testa coach Iris Ferrazzoli, altrettanto fa il team manager Claudio Cappelli, mentre Costa Masnaga prova ancora ad approfittarne con Mistò che prende il corridoio di penetrazione con la mano destra, si porta però il pallone oltre la linea di fondo, vanificando così l'attacco della sua squadra. Cambio ancora per coach Pirola, esce proprio Mistò, autrice della palla persa pochi istanti fa, e torna in campo Baldelli nelle fila di Costa Masnaga. 4:50, abbiamo appena oltrepassato la metà di questo secondo quarto. 28-15, massimo vantaggio della partita per Costa Masnaga, qui trovato bene il taglio di Ridolfi e può trarre energia, entusiasmo, fiducia da questo tipo di attacchi. La Virtus ne ha veramente bisogno a questo punto della partita, ha bisogno però anche della difesa. Vediamo come risponde nell'altra metà campo la formazione di coach Ferrazzoli. Qui Longoni sbaglia a rimbalzo, però Rulli che viene stoppata da Sarni, cade male dopo la stoppata di Sarni. Giulia Rulli, che è sembrata per un attimo sbattere anche la nuca sul parquet in maniera abbastanza violenta, rimane a terra. Rulli, preoccupate le sue compagne, vanno a soccorrerla. Intanto tornerà in campo Visconti, se non ho visto male, sì, si tratta di Alessandra Visconti, mentre rimane a terra Rulli. Le proteste all'indirizzo del duo arbitrale, voleva un fallo la panchina di Costa Masnaga, in questo caso ovviamente preoccupazione anche nel pubblico di casa che ha visto Giulia Rulli protagonista su questo campo negli anni scorsi, ora soccorsa anche dal medico. Rulli, tanto riepiloghiamo la situazione al Pala Restivo di Cagliari quando mancano 4 minuti e 19 secondi al termine del primo tempo. Costa Masnaga è avanti di 11 lunghezze sul 28-17, miglior marcatrice dell'incontro fino a questo momento Valentina Baldelli a quota 9, 3 su 5 da 2, 1 su 1 da 3 con 6 rimbalzi e un assist per la giocatrice ex Orvieto. Intanto vediamo con piacere che Rulli si rialza, pur ancora dolorante, stocca proprio sulla nuca, va ad applicare del ghiaccio. Giulia Rulli che ora costretta a uscire dal campo, ovviamente speriamo di vederla ancora protagonista nel corso di questo match. Dicevamo nelle fila della Virtus invece miglior marcatrice ancora Lavinia da Silva con 6 punti, 2 su 4 da 2, 2 su 4 ai liberi. 4 punti invece per Chiara Rossi, dall'altra parte sono 6 invece per Mistò con 3 su 4 da 2, un rimbalzo e 2 assist. Ci sono ancora dei cambi con Longoni che esce e fa il suo primo ingresso in questa partita con la canotta numero 6 Laura Meroni nelle fila di Costa Masnaga, rimessa dal fondo con Costa Masnaga che ancora tiene alta la sua difesa e qui ancora con difficoltà la Virtus stavolta riesce a guadagnare un fallo proprio commesso da Laura Meroni su Beatrice Mastio, che nel frattempo è tornata in campo nelle fila della Virtus, rimessa dal lato di cui si incarica Lavinia da Silva. 4:12 per chiudere il primo tempo, meno 11 Virtus sul 28-17, riceve Giulia Ridolfi, si propone dall'altra parte Rossi sulla pressione di Baldelli, vuole il pallone in gomito, Lavinia da Silva si va fuori però da Rossi, ancora l'1 contro 1 tentato da Silva che vuole fare tutto da sola, qui sbaglia dopo un 1 contro 1 ben giocato. È già ripartita Costa Masnaga dall'altra parte con Visconti che si prende un altro tiro da 3 punti, stavolta corto per lei, rimbalzo di Mastio, prova a correre la Virtus con Chiara Rossi, ancora Rossi, arresto e tiro frontale a segno. Rossi, 6° punto della sua partita, qualche segnale incoraggiante da parte della Virtus in zona offensiva. Ora Baldelli
trovata in angolo Maiorano, il blocco di Visconti, ancora Maiorano che torna fuori, va da Visconti, tantissimo spazio per il tiro dall'angolo di Visconti, si lotta a rimbalzo, Rossi riesce a strappare il pallone, a portarlo in zona offensiva, avrebbe bisogno di uno scarico, lo trova all'indirizzo di Mastio, arresto e tiro di Mastio, a dir poco impreciso in questa circostanza. Virtus che non riesce a sfruttare l'inerzia favorevole degli ultimi due possessi, qui va bellamente a perdersi sotto canestro Visconti, poi fuori Meroni, piazzato comodissimo dal lato destro dell'area, nuovo più 11 allora Costa Masnaga, 30-19, due canestri in fila che non sono riusciti a caricare la difesa della Virtus, tornata appunto prontamente sotto di 11 lunghezze. 2 minuti e 49 invece per chiudere il secondo quarto qui al Pala Restivo di Cagliari, rimessa dal lato di cui si incarica Beatrice Mastio, prova a smarcarsi, riceve finalmente il pallone Rossi chiama ancora lo schema Pollice con Templari che poi si alza per ricevere il pallone, da Silva accoppiata con Sanchez, non l'attacca dal palleggio, preferisce andare a bloccare per Templari, tiro da 3 di Templari che sbaglia, Ridolfi recupera il pallone con un mezzo miracolo, riesce a dare nuovamente all'indirizzo di Templari, applaude il pubblico all'applicazione di Ridolfi, qui 1 contro 1, però palla persa per Rossi, scusate, poi Maiorano in contropiede capitalizza il canestro del 32-19 per Costa Masnaga che rimane saldamente in controllo di questa partita. Era lecito attendersi molto di più dalla Virtus che qui va a perdere un altro pallone, Visconti tiene il contatto, sbaglia, non segue nessuno e questo è un pessimo segnale per coach Ferrazzoli. Allora Baldelli da sola può realizzare il canestro del 34-19 più 15 Costa Masnaga. Pessimi segnali da parte della Virtus, qui contropiede 2 contro 1 con l'errore da parte della giocatrice, ma nessuno ci aveva creduto e allora Baldelli ha avuto gioco facile nel realizzare la tripla. Qui un'altra tabellata per Templari che sta tirando, lo ricordiamo, con il 20% da tre punti nel corso di questo campionato. Prova a correre ai ripari coach Ferrazzoli che cerca disperatamente delle soluzioni, ma le facce nella panchina bianco-blu non sono davvero di quelle fiduciose per il prosieguo di questa partita. Qui un altro fallo con Rossi che è in ritardo sull'accelerazione di Valentina Baldelli, fallo, rimessa dal lato, 1:25 per andare al riposo. Virtus che ha veramente bisogno di andare al riposo a questo punto, quantomeno limitando i danni. Qui bel ribaltamento per mettere in ritmo Baldelli e continua a grandinare Costa Masnaga che sta veramente dominando in lungo e in largo questa partita, 37-19, Virtus che è più brutta di così, veramente non si può. Ridolfi dall'angolo, ancora un errore, Visconti tocca a rimbalzo, perfeziona il recupero, poi Sanchez corre ancora Baldelli per Maiorano da 3, ancora Maiorano, grandina sulla Virtus al Pala Restivo, 40-19 il punteggio a 48 secondi dal termine del primo tempo. Davvero partita da incubo per la Virtus fino a questo momento, meno 21 in casa contro Costa Masnaga. Qui c'è il fallo della difesa che manderà in lunetta, se non ho visto male, Giulia Ridolfi, direi una delle pochissime con impatto nel corso di questa partita. Qui andrà in lunetta, segna il primo libero, diciamo impatto soprattutto difensivo per Ridolfi che ci ha provato quantomeno con applicazione, ma è stato davvero sconfortante, lo dobbiamo sottolineare, il primo tempo della Virtus che qui riesce quantomeno a rimanere in zona d'attacco con Templari che va a prendere il pallone per la rimessa, attende lo smarcamento di Sarni, poi il pallone per Rossi, taglia ma non riceve da Silva, si fa vedere Templari accoppiata qui con Maiorano, prova a prendere il centro dell'area, va fuori da Silva, invitata al tiro dalla lunga, non trova il canestro la portoghese. Costa Masnaga che può tornare in attacco con 27 secondi per il
per la chiusura del cronometro del secondo quarto. Non potrà dunque ovviamente andare fino in fondo la formazione lombarda, che decide comunque di lavorare col cronometro. Baldelli, 10 secondi per il tiro, discrepanza di circa 2 secondi tra il cronometro dei 24 e il cronometro della partita. Meroni dall'angolo lungo, rimbalzo qui di Majorano che sbaglia, troppo morbida in quella circostanza Templari. Termina qui il secondo quarto, dominio totale, Costa Masnaga al pala restivo, più 20, 40-20 il punteggio in favore della formazione lombarda dopo il primo tempo di gioco. Si torna a giocare al pala restivo di Cagliari, Virtus sotto di 20, 40-20 il punteggio. Costa Masnaga che ha dominato in lungo e in largo nel corso del primo tempo, e ora c'è bisogno di un mezzo miracolo per cercare di recuperare questa partita. Bella la linea di fondo di Ridolfi, sbaglia, ma c'è il rimbalzo di Sarni che tiene vivo Templari in un angolo, usufruisce del blocco di Sarni e poi va dentro, scarico fuori per Rossi. Ora fermo il pallone, cerca uno sbocco da Silva, stoppata però da Rulli. Allora riparte Costa Masnaga con Longoni, ancora Longoni dal palleggio, attende l'arrivo di Sanchez che blocca, lavora sul blocco ancora Longoni, decide poi di andare da Rulli, fa circolare molto bene l'attacco di Costa Masnaga, ha creato qui il tiro per Carolina Sanchez che appoggia comodo da sotto canestro. Non ottimi i segnali, diciamo così, difensivi soprattutto della Virtus, entrando in questo terzo quarto. 42-20 più 22. Da Silva, spalle a canestro, accoppiata con Rulli, prova a usare il fisico, il giro sul perno e poi il tiro, fallo di Rulli e Da Silva che potrà andare in lunetta con 2 liberi. Andiamo a dare un'occhiata anche a quelle che sono le altre partite di questa giornata di Serie A2 femminile. Fassi Albino contro San Salvatore Selargius in programma domenica, poi Castelnuovo Scrivia contro Crema, Viterbo contro Marghera, Stabia contro Bologna, poi Salerno Civitanova Marche, Carugate contro Empoli, Ferrara Udine, Alpo contro San Martino, e a chiudere il quadro il derby tra il Ponte Casadasta e Milano e il Geas Sesto San Giovanni. 42 per chi attacca, 22 invece per chi difende. Qui provano l'alto basso Baldelli e Sanchez, pallone troppo lungo e allora la Virtus può recuperare. Applausi da parte del tifo di casa che cerca in questo modo di caricare le proprie beniamine con Templari ora in attacco. Sarni riceve, si difende dall'attacco di Sanchez. Qui ancora Da Silva che riesce a trovare lo spazio stavolta per il tiro. 24-42, 8-15 per chiudere il terzo quarto. Baldelli dal palleggio, fuori per Rulli, attacca Da Silva e poi scarica fuori per Majorano, mano sinistra per Majorano. Qui sembra difendere con un po' più di intensità la Virtus. Majorano si prende il tiro da 3, solo tabellone, controlla il rimbalzo Lavinia Da Silva, prova a ripartire ora Rossi a testa alta, arresto e tiro frontale, primo ferro, a rimbalzo Sanchez, spinge via Da Silva e poi porta calma nell'attacco di Costa Masnaga che poi si affida a Baldelli, lo scarico poi per Majorano che ha tanto spazio per il tiro da 3 punti, lo manda sul secondo ferro, poco attiva per usare un eufemismo, in questo caso a rimbalzo Da Silva, il pallone che arriva nelle mani di Baldelli che poi può andare qui sul corridoio di penetrazione, sbaglia ma ancora taglia fuori, che manca è Sanchez che può provvedere a realizzare un altro layup del 44-24, 7-15 al termine del terzo quarto. Predica calma in attacco Lavinia Da Silva, la Virtus che ha perso un altro pallone, tornerà in campo tra qualche istante Valentina Mura, esce Giulia Ridolfi rimbrottata in panchina da coach Ferrazzoli, chiamato lo schema per Costa Masnaga da parte di Longoni a dare indicazioni nell'attacco lombardo. Prova a uscire dai blocchi qui Sanchez, si smarca dentro invece Rulli, buona la partenza ma qui c'è l'infrazione di doppio palleggio abbastanza evidente sulla finta che aveva comunque fatto saltare Silvia Sarni. Frazione di doppio palleggio, dunque palla persa per Costa Masnaga che rimane sul più 20 con cui aveva concluso anche il primo tempo qui al pala restivo.
Sarni per Templari, non si fida più del suo tiro da fuori, almeno fino a questo momento. Templari preferisce scaricare qui per Mura, il pallone fuori per Sarni, tiro piazzato e sbagliato, si lotta a rimbalzo, l'ultima a toccare è una giocatrice di Costa Masnaga e Virtus che rimane lì allora con la rimessa dal fondo. 6 minuti 45 secondi al termine del terzo quarto. Chiara Rossi, un'occhiata dentro con Sarni che cercava di smarcarsi, ora vuole il pallone, lo riceve, raddoppiata Sarni, deve andare da Silva, poi il pallone dentro per la portoghese, sporcato, si riparte con Costa Masnaga che si affida a Longoni, Longoni mano destra, trova il corridoio libero, appoggia a canestro, i punti del più 22, nuovo più 22 Costa Masnaga, 46-24, mantiene dunque intatta la lunghezza di vantaggio, le lunghezze di vantaggio, anzi allunga ancora Costa Masnaga che qui si deve difendere dall'offensiva della Virtus con il ribaltamento debole di Mura all'indirizzo di Rossi, palla persa dalla Virtus, o meglio Virtus che può rimanere in attacco perché l'ultimo tocco ovviamente è stato di una giocatrice di Costa Masnaga. Qui cerca di smarcarsi Mura, il pallone fuori poi per Rossi, Templari riceve accoppiata con Majorano, non la attacca dal palleggio, si fa con l'alto basso tra Da Silva e Sarni, il fallo commesso da Longoni quando stava anche per scadere il cronometro dei 24, fallo commesso dalla playmaker in maglia biancorossa che non è d'accordo con questa decisione arbitrale, scuote la testa a Longoni, rimessa dal fondo per la Virtus che manda a eseguire Chiara Rossi, uno sguardo dentro, servita poi Sarni in un angolo, il taglio non servito da parte di Mura e poi ancora Da Silva che preferisce tornare fuori per Templari, ancora Templari che attacca dal palleggio, Sanchez poi uno scarico nel vuoto con Mura che cerca di recuperare questo pallone, non può farlo però senza commettere infrazione di campo e ancora palla persa dunque per la Virtus a 5:46 dal termine del terzo quarto. Costa Masnaga sta continuando a condurre e a dominare direi questo incontro senza cedere di un millimetro. Qui Majorano ci prova, ferma il palleggio, torna fuori da Rulli, buono il cambio di mano di Rulli che poi mette in ritmo in un angolo, si trattava di Baldelli, tripla a segno per Baldelli, 48-24 ora il punteggio, anzi tiro da 2 punti se non ho visto male, tiro da 2 punti per Baldelli, 48-24. Ora Rossi per la Virtus, ancora poco fluido l'attacco della formazione cagliaritana che qui si affida a Sarni, poi a Rossi con questo pallone pigro intercettato dalla difesa e poi il contropiede di Costa Masnaga fermato fallosamente ancora dall'intervento di Rossi. 5 minuti esatti al termine del terzo quarto e prosegue dunque il momento di difficoltà della Virtus che ha provato ad approcciare con maggiore intensità questo terzo quarto, ma è finita poi con l'accusare sempre i soliti problemi soprattutto in zona difensiva. Qui tantissimo spazio, battezzata al tiro da 3 punti Mura che però manda il pallone oltre il ferro. 4:30 per chiudere il terzo quarto, si alza Ridolfi, cerca altre soluzioni coach Ferrazzoli che finora non ha trovato grosse risposte a dire il vero da parte delle sue ragazze. Si alza dalla panchina anche Matilde Mancini con la canotta numero 20, prossima al primo ingresso in questa partita. Qui rimbalzo e poi fallo su Longoni con Lavinia Da Silva che è andata a spendere il fallo, doppio cambio, escono Sarni e Mura, entrano dunque come detto Ridolfi e Matilde Mancini. Longoni che potrà andare in lunetta con 2 liberi, andremo tra qualche istante a vedere anche quelle che sono le statistiche di Longoni. Longoni a segno fino a questo momento con 4 punti, 2 su 4 da 2, 0 su 3 da 3 punti. Ancora Longoni in lunetta, 0 su 2 per lei, in questo caso prova a lottare a rimbalzo Ridolfi, l'ultima
a toccare lei. Allora rimessa in attacco per Costa Masnaga con Baldelli che andrà a eseguire. Esce Sanchez, va a riposare, giocatrice classe 1976, ex tra le altre anche della Mercede Alghero. Qui errore con il tiro da 3 punti, rimbalzo di Da Silva e poi Templari in possesso del pallone. Mancini, ora ancora Da Silva che ha tanto spazio per il tiro dall'angolo, stavolta lo manda a segno Lavinia Da Silva, che arriva dunque a quota 12 punti segnati in questa partita con 4 su 8 da 2, 4 su 6 ai liberi. Qui persa lungo la linea di fondo Baldelli, riesce a recuperare poi Rossi, ma non si fa problemi la stessa Baldelli nel mandare a segno il canestro dal cuore dell'area, canestro che vale il 50-26 in favore di Costa Masnaga, che continua a dominare questo incontro sul più 24. Qui Rulli va a stoppare con veemenza Ridolfi, ma c'era il fallo ravvisato dalla coppia arbitrale che permetterà a Giulia Ridolfi di andare in lunetta. 3 punti fino a questo momento per la giocatrice ex San Salvatore, 1 su 4 da 2, 0 su 2 da 3 e 2 su 3 ai liberi, con il primo tiro dalla linea della Carità che va a segno, 27-50, che diventa 28-50, 2 su 2 dunque per Ridolfi, che sale a 5 punti segnati. Cambio per coach Pirola, esce Rulli ed entra in campo con la canotta numero 21 Angelica Tibè. Baldelli intanto porta il pallone in zona d'attacco, chiama lo schema 2, presa in consegna da Mancini, attende lo smarcamento di Majorano in un angolo. Majorano presa a sua volta in consegna da Templari, mano sinistra per Majorano che ferma il palleggio, l'attacca ancora con grande foga Ridolfi, che per poco non recupera il pallone. C'è però poi il taglio sotto canestro di Baldelli, che sbaglia ma può recuperare il pallone senza particolari problemi e proporre una nuova trama offensiva per Costa Masnaga. Ora Majorano, infrazione di passi, direi assolutamente evidente, non si può esimere qui la coppia arbitrale dal sanzionarla. Palla persa da Costa Masnaga, 2:57 dal termine del terzo quarto, sempre vantaggio netto per le Lombarde sul più 22, 50-28 il punteggio. Fischio arbitrale, rimessa da zona difensiva per la Virtus, con Mancini intanto che esce per far posto nuovamente a Sarni. Un'occhiata anche all'altra partita che si sta disputando in questo momento, quella tra Alghero e Bolzano, con Bolzano che è avanti anche in questo caso in maniera netta sulla formazione catalana col punteggio di 50-32. Non promette nulla di buono questo sabato per le squadre sarde impegnate nel torneo di Serie A2. Intanto ci prova ancora Lavinia Da Silva, che qui va a realizzare con il fallo. 52-30 in precedenza dopo l'ennesimo recupero Costa Masnaga aveva realizzato. Ora canestro con fallo per Da Silva, che realizza anche il libero aggiuntivo. 2:35 per chiudere il terzo quarto, 31-52. Da Silva con 12 punti a referto ora, anzi 15 punti a referto con questo gioco da 3 punti realizzato, 3 rimbalzi nella sua partita, un po' pochi considerata la stazza e anche quelle che erano le cifre che aveva tenuto fino a questo momento. Lo ricordiamo, prima di questa partita 12 punti, 10 rimbalzi di media per la giocatrice portoghese con passaporto britannico. Sarni qui prova a partire lontano da canestro, un po' in ritardo con lo scivolamento difensivo. Visconti che va a commettere dunque il fallo che, in virtù del bonus già speso, permetterà alla giocatrice in canotta numero 29 di andare in lunetta con 2 liberi. Sarni che realizza il primo libero, terzo punto della sua partita, solo 1 su 5, anzi 1 su 7 dal campo fino a questo momento per il pivot virtussino. Qui 2 su 2 ai liberi, 4 punti dunque per Silvia Sarni quando siamo entrati ormai nella parte finale di questo terzo quarto. Chiamato ancora allo schema da parte di Longoni, riceve lontano da canestro Baldelli, si propone Tibè che vorrebbe il pallone per giocare l'1 contro 1 con Sarni, si va in un angolo da Longoni, l'ultima a toccare è stata Rossi e Costa Masnaga che rimane in zona d'attacco. Cambio
per Costa Masnaga, esce Longoni, entra Mistò con la canotta numero 12 rimessa dal lato in favore della Virtus, con Templari che andrà a eseguire dunque la rimessa in gioco. Directasport.it ancora una volta a offrirvi il basket di Serie A2 femminile, anche questo un weekend molto ricco sui nostri schermi, non solo basket che poi nella giornata di domenica ovviamente vedrà impegnati anche i pirati di coach Marco Sassaro, che tornano in casa tra le mura amiche del Palamellano contro la Pallacanestro Crema, ma anche automobilismo con la gara di regolarità per Autostoriche Baia delle Ninfe da Alghero. Saremo lì dunque per raccontarvi ancora questo grande evento di motori, e poi ovviamente sui nostri canali, sul nostro canale YouTube, sulla nostra pagina Facebook e anche su quella Twitter potrete vedere anche a partire da sabato, domenica e poi per tutta la settimana gli highlights, le interviste delle squadre sarde impegnate nel campionato di Serie D di calcio, a cominciare ovviamente dall'anticipo tra Muravera e San Teodoro. Qui un altro errore al tiro per la Virtus, che rimane sotto di 21, 54-33, 30 secondi al termine del terzo quarto, con Costa Masnaga in zona offensiva. Visconti cerca il taglio backdoor, almeno con lo sguardo di Mistò che poi riceve lungo la linea di fondo, non controllata nemmeno in questo caso a dovere dalla difesa della Virtus. Poi dalla lunga ci ha provato Majorano, errore qui, rimbalzo per Rossi prova a condurre la transizione, mano sinistra, cerca un varco, non lo trova, costretta ad arrestarsi, torna fuori per Templari, mano sinistra per Templari, il tiro sporcato, però altra stoppata subita da Templari, forse c'era anche un tocco sul braccio. Qui Majorano capitalizza al meglio, un altro contropiede per Costa Masnaga proprio allo scadere del cronometro del terzo quarto. Allora dopo 30 minuti di gioco prosegue il dominio di Costa Masnaga qui al Palarestivo di Cagliari, 56 per le biancorosse, 33 invece per la Virtus Cagliari. Deve solo amministrare ormai Costa Masnaga in vantaggio di 23 lunghezze, 56-33 sulla Virtus Cagliari qui al Palarestivo. Prova a dir poco deludente delle ragazze di coach Ferazzoli, che erano attese questo G al riscatto dopo la sconfitta di Sesto San Giovanni contro il Geas. Non è arrivata però una prestazione direi brillante per le ragazze di coach Ferazzoli, che ora vanno a guadagnare un fallo con Sarni. Quarto fallo intanto per Visconti, che deve uscire, corre i ripari coach Pirola, che manda sul parquet Giulia Rulli. 2 liberi dicevamo per Sarni, fino a questo momento 4 punti realizzati per lei, 1 su 8 appena al tiro. Un'occhiata anche alle statistiche, con la Virtus che ha tirato molto male nel corso di questo match, 10 su 26 da 2 e 1 su 12 appena da 3 punti. Dall'altra parte 21 su 37 da 2 per Costa Masnaga, con 4 su 14 al tiro da 3 punti. Un dato eloquente direi anche quello relativo ai rimbalzi, 36 per Costa Masnaga, 22 per la Virtus, ben 15 rimbalzi ben 14 rimbalzi in meno per la Virtus, che ha sofferto tanto nel corso di questa partita. Costa Masnaga, formazione fisicata sicuramente, ma la Virtus aveva il dovere di prestare maggiore attenzione in quelle situazioni. Vari rimbalzi infatti Costa Masnaga non li ha recuperati con le sue lunghe, ma con le sue esterne. Qui intanto Templari ci ha provato allo scadere dei 24, con ingenuità direi Costa Masnaga è andata a commettere il fallo su questo tiro, appunto fuori equilibrio da parte di Templari, la giocatrice nativa di Montevarchi, classe 1989, alla sua prima stagione nelle fila della Virtus. Va a sbagliare poi il primo tiro. Templari, ricordiamo, ha giocato nelle ultime stagioni in A1 con Lucca, circa 3 punti di media in 14 minuti lo scorso anno. Qui Pellegrini Bettoli riesce a recuperare il pallone, a porgerlo poi a Templari. Sarni dall'angolo sbaglia, si lotta poi al rimbalzo con
Rulli che si allaccia con Da Silva, fallo per la giocatrice ex Virtus Cagliari ed è il quinto fallo della sua partita. Ha qualche problema dunque nella rotazione di coach Pirola, che anche Visconti con 4 falli uscita in precedenza, allora deve tornare in campo Carolina Sanchez. 58 per Costa Masnaga, 36 invece per la Virtus che rimane praticamente in media rispetto a quella che è la sua solita produzione offensiva. Si avvicinava a questo match infatti con 48,3 punti realizzati a partita. La formazione cagliaritana ben più prolifica invece Costa Masnaga, 74 punti di media. Quest'oggi probabilmente non riuscirà a ripetersi sulle stesse cifre, ma è stata comunque una prestazione direi brillante in zona d'attacco ancora una volta per Costa Masnaga. Intanto una perfetta didascalia di questa partita può essere l'ultimo canestro realizzato da Carolina Sanchez, con Rossi direi assolutamente arrendevole a rimbalzo. Templari poi riesce a trovare il tiro fronte a canestro, 60-38. Partita che continua a scivolare via, 7:50 al termine. Tibè che cerca lo spazio per il tiro, buono il giro sul perno ma la conclusione è sbagliata. Poi la partenza in palleggio di Majorano, arresto e tiro sul secondo ferro, recupera il pallone poi Elisa Templari, ancora Templari dal palleggio, cerca uno scarico, lo trova poi in direzione di Da Silva, fa circolare bene in un angolo Da Silva per Pellegrini Bettoli, che però sbaglia, stavolta lotta bene al rimbalzo Da Silva, che riesce a mantenere vivo per la Virtus, si mette in proprio e prende il tiro dalla lunga distanza. Rossi che però sbaglia ancora, punteggio che rimane inchiodato sul 60-38 in favore di Costa Masnaga. Si alzano a dare un'occhiata al punteggio le ragazze di coach Pirola, almeno quelle sedute in panchina, che ora devono badare solamente, come detto, ad amministrare questo ampio margine di vantaggio conquistato. Lo ricordiamo già nel corso del primo tempo, sono andate all'intervallo lungo, infatti sul più 20 le lombarde hanno sempre controllato questa partita. Virtus che era stata protagonista di un buon approccio al match nei primi possessi, quantomeno sembrava aggressiva la formazione cagliaritana, dopodiché è stato però un crescendo di Costa Masnaga che ben presto ha guadagnato le redini di questa partita. Intanto Baldelli in attacco per la Virtus dopo il canestro realizzato da Templari. Templari a quota 8 punti in partita. Qui fallo in attacco di Sanchez che va a commettere appunto blocco in movimento, doppio cambio nella fila della Virtus, esce Sarni ed esce anche Pellegrini Bettoli. In campo nuovamente Ridolfi e Mura, con ora il pallone che viene consegnato alla Virtus. 6:13 prima della conclusione. Protesta coach Pirola, che non è d'accordo con questo fischio arbitrale. Ora Ridolfi in possesso del pallone, il taglio di Rossi che si crea lo spazio poi per il tiro, dimenticata per un attimo dalla difesa, sbaglia però Rossi, si lotta a rimbalzo con Da Silva che riesce a mantenere il possesso di questo pallone, o meglio a garantire il possesso di questo pallone alla Virtus. Rossi a eseguire la rimessa dal fondo, poi Ridolfi sulla pressione proprio di Carolina Sanchez, si va dalle parti di Templari, ancora Templari con la mano sinistra prova a prendere il corridoio di penetrazione, sporcato il pallone. Virtus che rimane in attacco, cambio, esce Tibè nelle fila di Costa Masnaga ed entra in campo Visconti, che lo ricordiamo è gravata di 4 falli. 5:48 al termine, più 20 rotondo per Costa Masnaga, 60-40 il punteggio. Ridolfi fuori per Templari, mano sinistra, la finta e poi il tiro allo scadere di 24, errore, tocca solamente a rimbalzo Da Silva, riesce poi a controllare in un secondo momento Mura, che poi è l'ultima a toccare a detta della coppia arbitrale. Dunque altra palla persa dalla Virtus che poi provvede a un cambio, esce Da Silva e torna in campo Sarni. 4 falli di squadra commessi da Costa Masnaga nel corso di questo ultimo quarto, ancora 0 invece per
la Virtus, ed è un dato insomma questo che non depone probabilmente a favore della aggressività in zona difensiva appunto della Virtus, anche se dobbiamo dire i buoi sono già abbondantemente scappati dalla stalla. 5 minuti e 30 al termine della partita, qui ancora persa Sanchez sotto canestro, il più facile dei lay-up per la giocatrice argentina, ben 14 anni trascorsi con indosso la maglia albi-celeste della nazionale argentina, un monumento della pallacanestro femminile sudamericana. Visconti ancora da 3 punti, 65-40, tocca ancora il massimo svantaggio nel corso di questa partita, la Virtus sotto di 25 lunghezze qui al palarestivo contro Costa Masnaga, una gran bella Costa Masnaga, ma la Virtus non può davvero essere quella che abbiamo visto quest'oggi. Sarni senza ritmo si inventa un tiro da 3 punti, lo manda a referto e permette alla Virtus di accorciare sul meno 22, deve cercare di rendere meno ampio possibile lo svantaggio. Ora la squadra cagliaritana abbondantemente sotto nel punteggio. Qui Sanchez si prende il tiro dalla lunga distanza, sbaglia, Ridolfi recupera il pallone, prova a correre Mura che poi decide di attendere l'arrivo delle compagne. Si fa vedere Ridolfi che riceve in questo istante, vuole ricevere il pallone Sarni, sale invece Templari, presa in consegna da Meroni che nel frattempo è tornata in campo nelle fila di Costa Masnaga. Ora l'1 contro 1 giocato da Sarni, allunga il braccio Sanchez, tocca il gomito di Sarni, fallo evidente per la giocatrice argentina. 2 liberi per Silvia Sarni, cambi da una parte e dall'altra, esce Mistò ed entra con il numero 14 Frigerio, Gaia Frigerio nelle fila di Costa Masnaga, esce Ridolfi e torna Lavinia da Silva per la Virtus, esce anche Mura e torna in campo Mancini. Questi sono dunque i cambi eseguiti da coach Iris Ferrazzoli, mentre Sarni realizza il suo primo tiro libero. Sale così in doppia cifra Silvia Sarni, 10° punto della sua partita. Ora arriva anche l'11°, 45-65. Con un mini parziale di 5-0 la Virtus è riuscita a tornare sul meno 20. Ora Sanchez che va a spalle a canestro contro Sarni, ora c'è Visconti che trova dentro ancora Sanchez, il pallone sporcato da Sarni, cerca di non mollare la Virtus nonostante l'ampio svantaggio. Qui rimessa dal fondo, eseguita da Baldelli, poi il tiro subito fuori dai blocchi per Visconti, molto corto, allora può ripartire l'azione della Virtus con Templari. Arresto e tiro frontale, primo ferro, poi vola a rimbalzo qui da Silva che finisce a terra a lottare con Visconti. Alla meglio la giocatrice ex Cuscagliari, Baldelli, che poi propone all'indirizzo di Frigerio il tiro, poi tentato e mandato a segno da Meroni girandosi sul perno. Canestro del nuovo più 22, 67-45, 3-10 per chiudere il match. Un'occhiata anche ai prossimi impegni delle due squadre. La Virtus che sarà di scena la prossima settimana sul difficile parquet di Crema, mentre invece Costa Masnaga affronterà tra le mura amiche un'altra squadra sarda, un'altra squadra sarda in evidente difficoltà come la Mercede Alghero. Tanto è arrivato un altro canestro per la Virtus, lo ha realizzato ancora una volta Templari. Qui prende il centro dell'area Visconti, gira bene attorno alla sua avversaria, manda a segno il semigancio del 69-47. Allora dobbiamo smentire quanto avevamo detto in precedenza. 2 minuti e 30 dal termine, Costa Masnaga è pienamente in tempo per raggiungere il suo standard abituale in termini di produzione offensiva. Qui raddoppiata Rossi con Sanchez, addirittura la più anziana in campo, che si prodiga per cercare di mantenere in campo questo pallone. Non ci riesce, ma anche questa è una didascalia perfetta per sottolineare insomma una volta di più quello che è stato l'andamento di questo incontro. C'è stato un altro cambio intanto per coach Ferrazzoli, che ha richiamato in panchina Elisa Templari. In campo c'è nuovamente Beatrice Mastio. 2 minuti e 18 al termine, si attende ormai solamente la sirena finale qui al Pal Restivo. Virtus che dunque va
a incassare la terza sconfitta del suo campionato. L'unica vittoria fino a questo momento per le ragazze di Ferrazzoli rimane quella della seconda giornata proprio su questo campo contro Bolzano. Poi sconfitta netta e ancora dolorosa all'esordio contro il San Salvatore, sconfitta in casa del Geas e sconfitta quest'oggi contro Costa Masnaga, che è passata in maniera direi forse troppo facile anche qui al Pala Restivo. Costa Masnaga squadra di livello, ma c'è da dire che quasi mai nel corso dei 40 minuti la Virtus è stata in partita, dominio totale bianco-rosso, lo ripetiamo, al Pala Restivo. Altra tripla ancora per Visconti, diamo ancora un'occhiata alle statistiche. Visconti 12 punti fino a questo momento con 5 rimbalzi. Gran bella partita per la giocatrice ex CUS Cagliari, 72-47, 1 minuto e 50 al termine, ormai in attacco solo per l'orgoglio la Virtus, con Sarmi che si accontenta del tiro dalla media distanza, lo sbaglia, rimbalzo di Longoni che poi riesce ad evitare una avversaria, lo scarico di Meroni per Mistò, il tiro sbagliato, anzi si trattava di Frigerio, rimbalzo conquistato da Silva. E poi Pellegrini Bettoli in regia concede minuti alle sue giovani coach Ferrazzoli, risultato abbondantemente compromesso. In campo ci sono sia Mancini che appunto Pellegrini Bettoli, qui trovata bene nel pitturato Lavinia da Silva, che realizza così il 17° punto della sua partita, 6 su 10 da 2, 5 su 7 i liberi, 6 rimbalzi per la giocatrice portoghese. Ora Meroni che si difende dall'attacco di Mastio, poi il cambio difensivo tenuto bene da Silva, trovata ancora Visconti che continua a dominare, prestazione maiuscola, lo sottolineiamo una volta di più per Alessandra Visconti, 74 Costa Masnaga, 49 Virtus Cagliari, altra rubata ancora Visconti, contropiede 2 contro 2 servito bene il taglio di Frigerio che realizza a rimorchio. In caso di errore o di ulteriore passaggio ci sarebbe stata solissima Tibè per un canestro comodissimo, 76-49. Allora la Virtus ancora in attacco con Da Silva che a questo punto cerca quantomeno di migliorare le proprie statistiche personali. Buono il primo passo qui di Pellegrini Bettoli che lascia lì la sua avversaria, si guadagna il fallo a 31 secondi dal termine. 0 falli di squadra commessi dalla Virtus nel corso di questo ultimo quarto di gioco, un dato questo abbastanza singolare. Liberi intanto per Pellegrini Bettoli, con la mano sinistra sbaglia il primo tiro a cronometro fermo, incoraggiata comunque dal pubblico del Pala Restivo. 0 su 2 a rimbalzo da Silva, non riesce a recuperare il pallone, Tibè ha già servito Longoni dietro la schiena, Longoni, il pallone poi fuori per Frigerio che cerca la penetrazione, arriva sul pallone in ritardo da Silva. Allora arriva anche il primo fallo di questo ultimo quarto nelle fila della Virtus a 22 secondi dal termine. Fallo su Frigerio, libero con meccanica abbastanza curiosa per Gaia Frigerio che sbaglia. Frigerio sbaglia anche il secondo, rimane così a quota 2 punti realizzati. Da Silva recupera il rimbalzo, può andare fino in fondo la Virtus. Qui il pallone sporcato da Meroni, non molla di un centimetro. Costa Masnaga può essere assolutamente soddisfatto coach Pirola della formazione, della prestazione fornita dalle sue ragazze. Qui il pallone per Mancini, accoppiata proprio con Frigerio, cercata ancora nel pitturato Lavinia da Silva, accoppiata in questo caso con Angelica Tibè. Fallo su Lavinia da Silva, 10 secondi dal termine, può andare ancora in lunetta Lavinia da Silva, giocatrice ex Sanga Milano, che sbaglia il primo tiro a cronometro fermo. 17 punti, 7 rimbalzi fino a questo momento per lei. Ora il secondo libero che va a segno e arriva a quota dunque 18 punti. Ultimi 10 secondi, vediamo se Costa Masnaga prende un altro tiro con Longoni che si deve divincolare contro la pressione di Pellegrini Bettoli. Finisce qui la partita. Allora Costa Masnaga sbanca il Pala Restivo di Cagliari con una prestazione di autorità
battuta la Virtus con il largo punteggio finale di 76-50. Un'occhiata alle statistiche: 20 punti per Baldelli, 14 per Visconti e 11 per Majorano nelle fila di Costa Masnaga, 17 per Lavinia da Silva e 11 per Silvia Sarni invece nelle fila della Virtus Cagliari. Gabriele Pirola, tecnico di Costa Masnaga, successo larghissimo quest'oggi al Pala Restivo. Ti aspettavi insomma una vittoria di queste proporzioni soprattutto? Sinceramente a livello numerico no. Abbiamo giocato una partita intensa per 40 minuti, ci siamo adattati sulle cose che ci aspettavamo di meno, le altre su cui eravamo pronti sono andate bene, e quindi direi che poi è stato un po' premiato il cammino che abbiamo fatto in queste 2 settimane, ecco, 2 settimane. La tua squadra si conferma insomma una formazione che segna molto anche quest'oggi, tanto in termini di produzione offensiva grazie al talento delle singole, ma direi grazie anche a degli attacchi ben costruiti. Direi che il punto fondamentale è un po' quello, stiamo costruendo un modo di giocare insieme. All'inizio sai, fai fatica magari a trovare tempi e spazi perché comunque ci sono 3-4 ragazze che devono entrare nei meccanismi, quando li trovi poi diventa più facile. Costa Masnaga, formazione quotata, l'hanno detto tutti gli addetti ai lavori alla vigilia, arrivava a questo campionato con tanti occhi addosso, anche la Virtus che però sta incontrando tante difficoltà. Ti chiedo come l'hai vista dall'esterno. Ma è una squadra che lotta. La Virtus è una squadra che ha delle ottime giocatrici e che deve probabilmente trovare un po' di chimica tra le 8, anche loro sono tutte 5, 6, 7, 9 che non hanno mai giocato insieme, quindi immagino che parte del lavoro sia aspettare il momento in cui verrà fuori. Io non ho dubbi sul fatto che la squadra sia stata ben costruita, insomma, in tutti i ruoli, ha tutte le caratteristiche: penetrazione, tiro, gioco spallacanestro, atletismo. Terza sconfitta per la Virtus, presidente Riccardo Fava, quali sono secondo lei le ragioni di questo inizio difficoltoso? Purtroppo abbiamo avuto un campionato che si è prospettato con delle avversarie che sono sicuramente tra le squadre più forti nel campionato, quindi la squadra sta superando questi mesi di nuovo insegnamento da parte dell'allenatrice, che sono sicuramente mesi importanti, difficili, perché sono dei cambiamenti radicali nei loro schemi, nelle loro impostazioni di gioco. Stanno cercando di trovare la giusta continuità per quello che è la richiesta dell'allenatrice. L'allenatrice ci aveva già detto da subito che, essendo una squadra nuova che aveva bisogno di coesione, aveva bisogno di trovarsi insieme, avrebbe avuto sicuramente delle difficoltà iniziali. Le difficoltà le stiamo manifestando tutte, soprattutto perché ci troviamo di fronte a squadre che sono ben amalgamate, ben strutturate e stanno mettendo in evidenza i nostri problemi che ancora non sono stati risolti. Pazienza e fiducia mi sembrano le 2 parole chiave. Di certo, certamente, la fiducia non può mancare. Abbiamo fatto un programma di lunga scadenza con questa allenatrice che sta adesso prospettando al gruppo un'impostazione che è tutta sua. Ora mi auguro che, superata la prossima partita di Crema, avremo poi delle partite più facili e più abbordabili per il nostro campionato, per cui potremo anche trovare la soddisfazione della vittoria contemporaneamente e crescere come squadra. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.